Al campo di calcio di Vittorio Veneto, dove si era allenato per tutta la stagione con i compagni, è proprio la sua squadra ad aprirci i cancelli e farci entrare in quello che era il mondo di Matteo Tomasi, per tutti Toma. Lo sport, il calcio a cui aveva sempre giocato, la socialità, gli amici, la spensieratezza e l'energia dei suoi 25 anni. Siamo un gruppo di amici di Colle, appunto, amici da una vita, elementari, medie, così, e ne abbiamo approfittato del fatto che chi giocava in categoria ha smesso, quindi ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di iniziare questa avventura tra amici. Che ruolo giocava? Lui era portiere, il nostro portiere. Un tipo tranquillo, ma allo stesso tempo era fuori con le carte, era esuberante, era simpaticissimo perché non si può dire altro, aveva sempre la battuta pronta e se eri giù trovava sempre modo di farti sorridere. Ci lascia tutti un grande vuoto e purtroppo non ci sono parole. L'annata è stata bellissima, abbiamo creato qualcosa di molto molto bello, però purtroppo questo è stata una gran batosta, quindi cercheremo di ricordare il nostro compagno per quella brava persona che era, insomma. Con l'ultima partita di campionato la scorsa settimana il Collywood si è classificato primo per la miglior difesa, un rigore parato proprio da Matteo che ha permesso alla squadra di raggiungere il titolo. L'ultima partita del campionato abbiamo fatto, adesso avremmo dovuto fare le fasi finali e adesso se c'è la possibilità andremo a giocare, andremo a vincere per lui e vedremo. Non sarà facile sicuramente, però Ci stiamo sentendo con tutta la squadra, probabilmente faremo una maglia celebrativa in base anche a quello che magari la sua famiglia ci lascia fare. E poi sicuramente andando avanti col tempo qualche iniziativa salterà fuori. Non solo la passione per il pallone, ma anche quella per i motori. Lui usciva in moto con noi, ogni uscita era speciale con lui, era, come hanno detto, era quello fuori con le carte del gruppo, però correva sempre con testa, non esagerava mai, non era uno che correva e non faceva le cose pensando. Matteo lavorava come programmatore in un'azienda di Pieve e dava una mano nel negozio di alimentari della famiglia di San Martino a Colle Umberto, famiglia che abita proprio sopra l'esercizio, ora chiuso per lutto fino ai funerali. Matteo, figlio unico, lascia nella disperazione mamma Laura e papà Ivan.